nostra è una cooperativa nata, cooperativa di guida nata nel 1945, quindi di vecchia data. Nel 2005, grazie al buon lavoro fatto dal presidente Tonioli Margini, che è qua con noi e del suo consiglio, abbiamo avuto iscrizione nelle OP per le alici e per le cannocchie, quindi di fatto è diventata cooperativa OP pescatori di guida. Questa cooperativa ha in capo 230 soci tra ditte individuali e società. Quello che ci differenzia da altre cooperative è che all'interno della nostra cooperativa vengono sviluppati tutti i mestieri o attività, come si voglia chiamare, della pesca. Infatti abbiamo impianti di cozze a mare, lavoriamo anche con il pesce azzurro, con lo strassico, per poi arrivare all'interno delle lagune dove abbiamo una piccola pesca a poletti da posta e la raccolta delle bombole. Infatti noi siamo aderenti al consorzio di Scarnovari. Abbiamo anche le bombole di mare, abbiamo anche i lupini, quindi in questo circolo non possiamo dire che siamo una cooperativa dove tutte le tipologie di pesca vengono effettuate, che ci differenzia proprio per questo da altre cooperative. Questo ci ha portato l'anno scorso a chiudere un bilancio molto vicino ai 15 milioni di euro, quindi tanta roba, insomma, non poca. I nostri servizi di fianco a noi, in questo nell'edificio qui di fianco, gestiamo il mercato etico. Produciamo e distribuiamo ghiaccio. Se entriamo nelle aree portuali costruite da noi, abbiamo gasolio e benzina, due distributori di gasolio e benzina agevolata, gestiti sempre da noi. Però una cosa voglio dire, che tutti questi servizi sono a disposizione non solo dei soci, ma anche dei non soci. E mi vanto, questo è un vanto per la nostra cooperativa, che tutti questi servizi ai non soci sono quasi in maniera paritaria ai soci. Quindi questo ci dà molto orgoglio.